L'ufficio assistenza sociale del comune di Grotte ha approvato le graduatorie per la fruizione dei buoni spesa finanziati dalla regione siciliana a valere sul Fondo sociale europeo. Le istanze che i grottesi hanno presentato agli uffici comunali competenti sono state 107, di cui 70 quelle ammesse e 37 le escluse. La consegna dei voucher spesa è prevista per il prossimo venerdì. Intanto si provvede alla sicurezza del dopo Covid per ciò che riguarda le scuole del paese. Si è svolta un'importante riunione operativa sul tema alla presenza di diversi dirigenti scolastici degli istituti grottesi su tematiche inerenti la presa in sicurezza per il nuovo anno scolastico, i finanziamenti per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e le aule didattiche e il piano triennale dell'edilizia scolastica. Riprende insomma l'attività comunale a Grotte dopo l'emergenza del coronavirus. Certo, a Grotte abbiamo lavorato tanto, come del resto è stato fatto negli altri paesi, sono stati dei mesi difficili, duri, adesso è necessario pensare al dopo Covid. È chiaro che bisogna essere cauti, la cautela è fondamentale. In questo momento la situazione sembra essere alleggerita, sembra andare tutto bene, però vediamo come i numeri, soprattutto in altri paesi del mondo, siano assolutamente allarmanti. C'è chi collega in qualche modo questo momento tutto sommato di stabilità nella nostra Sicilia per il caldo, le condizioni climatiche, non so altre condizioni, però è chiaro che se da un lato bisogna andare avanti, sostenere l'economia e quindi piano piano rivitalizzare il nostro territorio e quindi ricominciare, dall'altro ritengo che bisogna essere assolutamente attenti, non bisogna strafare, quindi dobbiamo essere bravi a, come dire, a contemperare gli interessi da un lato della ripresa ma dall'altro di garanzia della tutela dei cittadini. Organizzerete qualcosa in vista delle prossime estate, insomma? Ma ci stiamo riflettendo, a dire la verità, ci stiamo riflettendo perché riteniamo, ripeto, da un lato è chiaro che vogliamo fare qualcosa, però dall'altro dobbiamo rispettare le misure di sicurezza e quindi stiamo valutando il da farsi.